I carabinieri, casa del padre della donna scomparsa 2 anni fa. Alberi tagliati e protesta dei residenti. 5 denunciati a Canicattì dai carabinieri per inosservanza alle norme sulla sicurezza e per lavoro nero. Un mese fa la scomparsa mentre il giallo continua. Sabato al caos la cerimonia. Benvenuti su TVA Notizie. I carabinieri tornati a Favara per il caso di Jessica Lattuca, la donna misteriosamente scomparsa 2 anni fa. I militari stanno cercando nella casa del padre della donna. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Nuovo impulso alle indagini dopo 2 anni dalla scomparsa di Jessica Lattuca. La procura di Agrigento dispone nuovi accertamenti tecnici presso l'abitazione del padre della giovane, all'epoca dei fatti detenuto nel carcere di Agrigento, e che potrebbe essere uno degli ultimi posti in cui è stata vista Jessica l'ultima volta. I carabinieri del RIS di Messina, dopo un vertice tenuto presso la tenenza di Favara, si sono recati in via Leopardi, cominciando gli accertamenti tecnici alla ricerca di eventuali tracce utili alle indagini. Secondo il giornale Grandangolo, l'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Paola Vetro, che ha notificato lo svolgimento delle operazioni ai familiari di Jessica, assistiti dall'avvocato Salvatore Cusumano, in qualità di persone offese. La casa del padre di Jessica Lattuca nel periodo in questione era abitata da Vincenzo Lattuca, fratello maggiore della giovane madre. Recentemente anche un accorato appello, l'ennesimo fatto dalla madre Giuseppina Caramanno. Chiedo a tutti, se qualcuno sa qualcosa parli, ditevi dov'è mia figlia. Non ci credo che nessuno abbia visto nulla. Jessica Lattuca è la giovane favarese, madre di 4 figli, scomparsa nel nulla 2 anni fa. Anche nella chiesa di San Pietro e Paolo, lo scorso 13 agosto, alla presenza dei genitori, la mamma Giuseppina e il padre Giuseppe Lattuca, è stata celebrata una messa per ricordare la ragazza sparita nel nulla, alla presenza anche del sindaco di Favara Anna Alba, del comandante della tenenza dei carabinieri e del legale della famiglia Lattuca, l'avvocato Cusumano. Jessica Lattuca è scomparsa il pomeriggio del 12 agosto del 2018, intorno alle 19:30 a Favara. L'ultima volta sarebbe stata vista tra Piazza Giglia e via Leopardi. I carabinieri nei giorni appresso hanno anche perquisito diverse abitazioni e alcuni terreni, tra cui quella del compagno Filippo Russotto, unico indagato che sempre però si è professato innocente. Maddaluse spogliata di molti alberi, scomparsi veramente in maniera incredibile. Ascoltiamo al microfono di Arturo Cantella Alessandro Tedesco del Comitato Maddaluse e Adriana Iacono del FAI di Agrigento. Stamattina una notizia inaspettata, il taglio degli alberi nel boschetto di Maddaluse. Sì, la notizia l'abbiamo avuta ieri attraverso Facebook con un filmato. Abbiamo visto che stanno tagliando gli alberi lungo la strada di Maddaluse. Siamo rimasti un po' sconvolti, abbiamo voluto chiedere perché. Abbiamo chiesto ai dirigenti della forestale e ci hanno detto che c'è in atto l'adeguamento dei tagliafuoco, dei viali tagliafuoco adeguamento alla normativa regionale. Ora io dico, era estremamente necessario, ok, la sicurezza da dover seguire, ma già il boschetto di Maddaluse ha pochi alberi, è esiguo. Facciamo di tutto, stiamo facendo di tutto come volontari, come cittadini per salvaguardare il boschetto di Maddaluse, e la forestale viene a tagliare 15 metri, mi si dice, di boschetto, cioè tantissimi alberi. Io mi sento come cittadino agrigentino, proprietario di un pezzo o comunque di qualche albero di quel boschetto. Non era giusto avvisare i cittadini? Si dice che i cittadini si allontanano dalla politica, ma questi sono atti politici e noi vogliamo ora che ci se ne renda conto di questo atto, che è abbastanza grave per quanto mi riguarda e per quanto riguarda noi del Comitato Maddaluse, penso per tutti i cittadini agrigentini. Vogliamo sapere perché, quindi che i dirigenti della forestale vengano per favore a dirci perché, se questo taglio di alberi poteva essere evitato. Grazie.
È molto triste, devo dire. Sono stata ieri sera proprio a vedere quello che era successo e già al buio lo spettacolo era veramente devastante. Continuano, mentre noi parliamo, si continua a tagliare alberi ed è una cosa che non avremmo mai voluto vedere, onestamente. Capisco che l'intenzione è di proteggere il bosco, ma non sono un tecnico sicuramente, ma tagliare 15 metri di alberi in un boschetto che è già così piccolo mi sembra veramente eccessivo, e sicuramente ci possono essere altre soluzioni, altri modi per proteggere le nostre risorse boschive. La Sicilia, lo sappiamo, è devastata da incendi e da tragedie continue che appunto distruggono il nostro ambiente. C'è bisogno di creare una cultura del rispetto dell'ambiente, una cultura del rispetto degli alberi, capire che gli alberi non sono decorazioni, anche dentro le città non sono semplici decorazioni, gli alberi producono ossigeno, gli alberi ci danno ombra, sono un rifugio per gli uccelli, insomma ogni albero che si uccide è un omicidio che si fa, è un danno che si fa alla città, e bisogna effettivamente essere consapevoli e mettere in atto tutta l'attenzione possibile per la protezione e la salvaguardia, mentre quello che vedo è spesso un'efficienza eccessiva in una città che per tanti aspetti sonnecchia, dorme tranquillamente su molte cose. Quando si tratta di abbattere gli alberi c'è una solerzia e un'efficienza che veramente mi lascia perplessa, quindi l'invito è a cercare di capire se ci sono altre soluzioni, fermare questo scempio adesso, proprio in questo momento se possibile, e cercare soluzioni alternative alla salvaguardia e alla protezione del boschetto di Maddalusa come di tutti gli alberi che abbiamo in città. Lavoratori a rischio e per giunta in nero. Succede a Canicattì, dove sono scattate 5 denunce ed elevate sanzioni per 130.000 euro. Ad operare in un cantiere edile sono stati i carabinieri di Canicattì con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento. Quella della sicurezza nell'edilizia purtroppo è un'antica piaga. Un mese fa la scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Esattamente un mese fa il piccolo Gioele scompariva con la madre Viviana nel bosco di Caronia. Solo dopo diversi giorni di ricerche i due corpi venivano rinvenuti totalmente sfigurati. Oggi vogliamo mettere da parte le indagini e ricordare chi non c'è più. Gioele aveva 4 anni e in questo video, pubblicato il 9 luglio sulla pagina Facebook Express Viviana, stava conoscendo il mondo del DJ, una professione portata avanti da anni con passione da papà e mamma. Era stata la stessa Viviana, sempre sui social, a raccontare quanto per lei fosse importante il suo lavoro, una passione che stava cercando di trasmettere al figlioletto. Buongiorno al mio dolce bambino, buongiorno a tutti i nostri amici, buongiorno a te amore, buongiorno a te caro e amato studio. Prima di tutto, buongiorno a te Dio, Padre nostro, che come ho spiegato al mio piccolo è colui che per amore e passione è morto per salvarci tutti. Viviana voleva far conoscere a Gioele il mondo del DJ che parte dal vinile. È un oggetto importante, scriveva, che mi ha trasmesso tante emozioni, che mi ha fatta sorridere e anche piangere, mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, di girare il mondo e cambiare anche me stessa. Ci sono momenti nella vita in cui ci smarriamo, momenti in cui abbiamo bisogno di stare un po' soli. La solitudine è anche un modo per crescere e meditare, fa funzionare il nostro cervello. Ecco, questo è un vinile, un disco tondo di plastica con un'etichetta colorata al suo interno. È un mezzo di comunicazione, di condivisione con chi abbiamo intorno. Parlando del suo bimbo, mentre gioca col papà Daniele, Viviana scrive: il nostro cucciolo sta crescendo e capisce tante cose, rispetto a tanti bimbi della sua età ancora è diverso, è un'anima innocente.
Per il momento si gioca con tutto, si fanno esperienze insieme e il mio tempo è il suo, tra mamma e papà. È giusto sia la mamma capire minuto per minuto, secondo per secondo, ora per ora, i suoi primi desideri, le sue 1000 domande, le sue tante curiosità, proteggendolo nel giusto e insegnandogli prima di tutto che la vita va assaporata. All'inizio non esisteva il disc jockey, perché quando andavi in discoteca c'era una console e lo stesso proprietario che aveva i dischi negli appositi cubi incassati. Poi a poco gratuitamente qualcuno si offrì ad esporsi davanti al pubblico ed esprimere se stesso. Da lì poi diventò pian piano un mestiere e quindi anche retribuito. E con questo vorrei spiegare al mio bambino l'inizio del nostro mestiere, partendo proprio da questo oggetto di plastica che poi alla fine, come ho detto, è un oggetto importante. Per il momento, scrive ancora sui social Viviana, caro e dolce bambino mio, giochiamo con le tue tante scoperte e poi, quando crescerai, sceglierai tu cosa fare. Purtroppo, pochi giorni dopo quel video postato sui social, Viviana e Gioele ci hanno lasciato per sempre in circostanze ancora da chiarire nei boschi di Caronia. Gioele non potrà più imparare la professione dei genitori e Viviana non potrà più continuare a coltivare la sua passione per la musica e a crescere il suo figlioletto. Premio nazionale Sipario d'Oro, sabato al Caos, la cerimonia. Nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, il premio Sipario d'Oro, giunto alla sua 13ª edizione, si farà sabato prossimo presso la località Caos, innanzi la casa Pirandello. Un importante appuntamento con l'arte, la cultura, il giornalismo, il teatro, il cinema, la società civile. Un incontro che si ripete ormai da 13 anni. Il premio vuole essere un momento per sottolineare quelle eccellenze del territorio che si sono particolarmente contraddistinte nei vari campi, attraverso le azioni, i percorsi riconosciuti e quindi premiati. Quest'anno la manifestazione, come già detto, si terrà presso l'area della casa natale Luigi Pirandello, sabato prossimo alle ore 21. Il Sipario d'Oro 2020 viene attribuito da una commissione presieduta dal direttore di Sicilia24.it, il giornalista Lelio Castaldo e diverse personalità della provincia agrigentina. Per l'edizione di quest'anno i premiati sono il giornalista Cesare Sciabarrà, direttore del sito Canicattì Web, la presidente dell'associazione Telefono Aiuto dottoressa Antonella Gallo Carrabba, il trio solidale I Vicini di Casa del Mondo, il noto cardiochirurgo Michele Pilato dell'Ismet di Palermo, il maestro di tradizioni popolari musicali Antonio Zarcone, il musicista Mimmo Pontillo, Alberto Cardillo della segreteria regionale turismo. Quindi la serata sarà condotta da Claudia Baldalamenti e dalla collega Margherita Trupiano, coordinamento scenico e del professor Mario Gaziano. L'evento avrà inizio alle ore 21 presso la casa natale Luigi Pirandello. La cerimonia è patrocinata dall'assessorato regionale al turismo. L'ingresso è gratuito. Convegno del Parlamento della Legalità Internazionale sabato. Vediamo il servizio di Arturo Cantella. Sabato 4 settembre prende il via il convegno nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale. Da tutta Italia stanno arrivando diverse personalità per riflettere sul tema dovere, legalità e gratitudine, quando le persone normali diventano eroi. Un evento culturale interconfessionale che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentiamo ai nostri microfoni Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale.
Ci siamo giunti al quarto convegno nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale, Appoggio San Francesco al Centro Maria Immacolata. Il nostro titolo del convegno quest'anno è molto particolare: dovere, legalità e gratitudine, quando le persone normali diventano eroi. Benissimo, abbiamo tante persone che si sono accreditate da tutta Italia per essere qui con noi. Già qualcuno è arrivato, ecco, aspettiamo tutti voi che ci ascoltate, grazie. E sicuramente in questo incontro daremo vita a quello che è uno slogan molto significativo: essere quotidianamente eroi ma nella semplicità della bellezza della vita. E presenteremo questo bellissimo libro curato con i giovani e non solo, da tutte le regioni d'Italia, e ci vantiamo di farvi notare in anteprima, proprio ai nostri telespettatori di Tele1, come abbiamo un intervento culturale da parte del generale interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, il generale Carmine Lopez, che come già voi sapete è presidente onorario del Parlamento della Legalità. L'intervento culturale di Monsignor Pennisi, del generale di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota, con il quale abbiamo insediato l'ambasciata dell'impegno a Verona, e poi anche il figlio del procuratore Scaglione. Cosa dire? La gioia è immensa, l'entusiasmo c'è, la cosa che ci commuove tanto è vedere che cristiani, musulmani, cristiani ortodossi, ebrei stanno venendo per condividere con noi quello che è stato il monito di Gesù Cristo: fa che tutti siano una cosa sola. E allora essere una cosa sola significa metterci il cuore, metterci la faccia, metterci la gioia. Quindi vi aspettiamo contenti, gioiosi. Attenzione, misure anti-Covid al massimo della sicurezza, perché l'ANPAS con Fabio Lamantia ha già predisposto una squadra di persone abbastanza accreditate anche dal punto di vista medico, ma siamo pronti a partire nel nuovo anno perché non abbiamo paura del virus dell'indifferenza. Noi vogliamo protagonisti e persone valide che cantano la bellezza dell'essere vivi. Crediamoci insieme. Libri in piazza, una iniziativa promossa dall'Associazione Strada degli Scrittori, una settimana di eventi dal 4 all'11 settembre tra Agrigento, Favara e Porto Empedocle. Saranno presenti tra gli altri Pietro Grasso, Stefania Auci, Gaetano Savatteri e Lidia Tilotta. Sindacati della scuola a difesa dei docenti, ai quali è negato il diritto di rientrare in Sicilia anche provvisoriamente, nonostante risultino disponibili centinaia di posti. Una situazione davvero incresciosa, che non tiene conto nemmeno di situazioni di estrema necessità, come nel caso di madri insegnanti con bambini che hanno bisogno di continua assistenza, insegnanti ai quali viene ancora negato un sacrosanto diritto che va sicuramente denunciato in tutte le sedi. Sul cambio di direttore al penitenziario di Agrigento interviene la UIL con una nota che punta il dito sulle gravi carenze del penitenziario lasciate in eredità alla nuova dirigenza, sulla quale i lavoratori pongono la propria speranza di vedere finalmente condizioni di lavoro dignitose. Il sindacato nei prossimi giorni chiederà la visita dei propri vertici della segreteria DAP di Roma per la verifica di quanto denunciato. Luigi Vecchio è stato eletto all'unanimità presidente provinciale Acri Terra. Vecchio ha evidenziato la necessità di un'azione di rilancio del settore agricolo nella provincia di Agrigento. Le Acri agrigentine, dopo un lungo commissariamento, riprendono così il cammino di rinnovamento democratico. E veniamo alla cronaca nera. Un giovane ventenne è stato denunciato per ricettazione dalla squadra mobile di Caltanissetta. Nella casa del giovane i poliziotti hanno rinvenuto del materiale rubato dall'abbazia di Santo Spirito. La Polizia di Stato di Canicattì ha denunciato un cittadino pugliese per una truffa attraverso Facebook. Vittima il presidente di un'associazione di volontariato di Canicattì, al quale il denunciato aveva proposto l'acquisto di presidi sanitari a prezzi competitivi, mai arrivati a destinazione. Sempre la Polizia di Stato ha eseguito un arresto a Sciacca di un uomo già agli arresti domiciliari per reati vari.
e operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Niscemi, nel Nisseno, con l'arresto di un rapinatore che lo scorso 29 agosto aveva rapinato con un complice un par tabacchi. Il complice, entrambi sono di Niscemi, era stato arrestato in flagranza. Non c'è stata oggi raccolta del secco ad Agrigento a seguito dell'incendio della discarica di Trapani, dove il comune di Agrigento conferisce. Gli operatori addetti alla raccolta sono stati utilizzati per lo spazzamento delle strade, non sappiamo con quali risultati, considerando però l'ammasso di rifiuti sparsi ovunque. Intanto si è in attesa di una disposizione dell'assessore comunale Nello Amel per una raccolta straordinaria del secco non raccolto. E adesso un servizio sull'incontro a Roma del presidente Musumeci e del sindaco Totò Martelli con il presidente Conte. È durato 2 ore il vertice sull'emergenza migranti in Sicilia, in particolar modo a Lampedusa. Per il governo presenti il premier Giuseppe Conte, i ministri Lamorgese, Guerini, Gualtieri, De Micheli e Di Maio in collegamento Skype. Dall'altra parte il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Presente alla riunione anche il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Per il governatore della Sicilia Musumeci restano ancora diversità di vedute con il governo che ha proposto alcune iniziative, ma slegate da un calendario al di fuori di scadenze precise. Musumeci afferma: abbiamo aperto una breccia in un muro di cemento armato. Abbiamo detto che tutti gli hotspot vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo, per Musumeci, c'è la volontà di svuotare quello di Lampedusa, accreditando questo intervento addirittura nei prossimi giorni. Per il premier Conte siamo consapevoli delle difficoltà che stanno vivendo a Lampedusa in Sicilia e delle necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà, ma sappiamo anche che il fenomeno è complesso da sempre e non bastano gli slogan per affrontarlo, ma sono necessarie le iniziative a vari livelli, gli interventi sinergici ben coordinati. Questo quanto affermato il premier Conte al termine del vertice sull'immigrazione con il governatore Nello Musumeci. Intanto sulla vicenda interviene anche l'onorevole Giussi Savarino, affermando sull'incontro di ieri come finalmente, grazie alle pressioni e alla determinazione del presidente Musumeci, il premier Conte ha convocato un tavolo nazionale schierando i suoi ministri per affrontare, speriamo di risolvere, un'emergenza sanitaria e umana che sembrava vedessimo solo noi. La Savarino continua: finalmente sentiamo parlare di svuotare l'hotspot, di aiuti economici a Lampedusa, soffocata da un problema troppo grande, dei suoi 20 km quadrati, ma direi anche più grande dei 25.000 della Sicilia. L'assenza di Roma e dell'Europa ha pesato e pesa sulla gestione dei migranti, resa pericolosa dall'emergenza contagio in piena pandemia, come confermato dalle 150 pagine di dossier depositate sul tavolo romano dall'assessore alla salute Razza. Rimangono diversità di vedute con il governo, che ha proposto alcune iniziative ma slegate ad un calendario, quindi al di fuori di scadenze precise. Abbiamo dimostrato con i documenti che l'hotspot di Lampedusa e sostanzialmente tutti gli altri centri di accoglienza vanno chiusi, vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo c'è la volontà di cominciare con quello di Lampedusa. Abbiamo chiesto di non portare più navi ONG nei porti siciliani e nei porti italiani, perché è il momento che anche l'Europa adesso faccia la propria parte. La Sicilia si fa carico dei migranti che arrivano con i barconi o con i barchini ed è già un grande risultato. Siamo contrari all'ampliamento degli hotspot ovunque si trovino nell'isola. Abbiamo detto con franchezza che Lampedusa soffre un momento di particolare gravità e di tensione sociale che va contenuta e neutralizzata.
il governo ha assicurato iniziative di carattere economico e finanziario a sostegno della comunità di Lampedusa. Se le parole diventeranno fatti, lo vedremo nei prossimi giorni. Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, premiata a Capo d'Orlando nell'ambito della manifestazione Mondo Donna. Arturo Cantella. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, è stata premiata a Capo d'Orlando durante la 7ª edizione della manifestazione denominata Mondo Donna. L'evento, organizzato dalla Proloco della città massinese e dell'Accademia della Musica, è stato patrocinato dal Comune. I premi concessi sono stati 11 secondo il settore di competenza. Ida è stata scelta per il premio Donne e Politica. Abbiamo scelto Carmina, ha spiegato Salvatore Monassa, ideatore del premio e presidente della locale Proloco, per quello che ha fatto. Un sindaco che ha trovato la città in dissesto e che ha dovuto fronteggiare la pandemia del Covid-19, quindi il fenomeno migratorio, una donna che con grande energia ha saputo affrontare queste problematiche con una squadra di giovani assessori e che ha avuto una grande forza d'animo e caratteriale senza cedere a facili critiche. Tra le premiate anche Giovanna Botteri, giornalista della RAI, Concetta Cassilletti, biologa, Daniela Gaimo per la musica classica, Roberta Sava per la musica leggera e tante altre. Ma questa sera, lo sapete, l'applaudono anche quelle che non sono del suo orientamento politico? Allora, io penso che la politica sia una così alta forma di dedizione e di servizio alla società che non bisognerebbe guardare alle fazioni politiche, ma al servizio che si rende. Complimenti. Anzi, è brutto quando si guarda, cioè, piuttosto che ai problemi, al servizio che si deve rendere al prossimo, perché diceva San Giovanni Paolo II, è la più alta forma di carità, la di politica, la più difficile perché ci sono anche tante tentazioni, a partire dall'amor proprio, dalla vanità dei politici, da questo esibizionismo, che davvero bisognerebbe guardare al bene comune e basta, tutti insieme in una stessa direzione, soprattutto in questa terra così piena di problemi e di necessità. Oggi più che mai si ha bisogno di amministratori che portano avanti i valori della politica sana, della buona politica, non della bella politica, della buona politica che si basa sulla passione, sulla determinazione, sulla voglia di fare, sulla voglia di credere nel bene comune. Concordo con lei, per questo con immenso piacere mi appresto a premiarla, perché tutti questi valori portati avanti da una donna sicuramente sono ancora più forti, e quindi le auguro veramente un grosso in bocca al lupo, un grosso buon lavoro, perché oggi fare politica, portare avanti i valori in questa terra è sempre più difficile. Secondo me, se li fa una donna, oltre ad avere determinazione, ha anche un po' di gentilezza in più, e quindi può senza dubbio essere più efficace. Grazie Assessore Colombo, lo voglio ringraziare perché veramente mi è stato tanto vicino. Posso ringraziarvi? Assolutamente. Voglio ringraziare la Proloco di Capo d'Orlando, la città di Capo d'Orlando, gli amici che ho trovato qui, Giuseppina Quaternisi, ci conosciamo da quando ero ragazzina, io e pure lei, e anche il dottore Monastra che ha pensato a me. Io mi sono stupita perché io penso solo a lavorare, non sono adusa. Apposta per questo è stato premiato, perché lavora. Infatti vado solo, senza cercare, e devo dire che da sindaco ogni tanto ci vuole, perché un politico del mio paese aveva scritto sul tavolo del bigliettino che c'era: non fare del bene se non sei in grado di sopportare l'ingratitudine. Solo una cosa, dedico questo premio a mio padre, è il primo premio che io ricevo, lo dedico a mio padre perché lui sempre credeva fortissimamente nell'impegno delle donne in tutte le dimensioni, soprattutto delle donne nella politica, e mi ha educato ai valori. Non l'ho scritto che l'ha spinto lui a mettersi in lista. Sì, è stato lui, mi diceva sempre:
mi richiamava alla parabola dei talenti, perché ciascuno di noi ha dei talenti speciali, e qua stasera sono state premiate donne che hanno talenti in tante dimensioni, ed è giusto che tutti noi ci offriamo questi talenti alla società, perché davvero dobbiamo superare il detto di Sciascia, io ieri, che la Sicilia è una terra irredimibile. La Sicilia è irredimibile, deve partire dalle donne. Grazie. Proseguono ad Agrigento i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla statale 640 che sovrasta la via Lucca Crescente dalle parti di San Leone. Il traffico viene regolamentato da un semaforo, ma nelle ore di punta la lunga fila è inevitabile. Ma quello che interessa ovviamente è l'intervento degli operai dopo la caduta di alcuni calcinacci. I lavoratori di un centro per migranti rischiano il licenziamento. Vediamo. Noi siamo circa 25 operatori che lavoriamo in questo ambito da 6 anni all'incirca e chiediamo delle chiarezze, no? Visto che dall'oggi al domani ci siamo trovati senza lavoro, senza una prospettiva di lavoro, così visto che hanno deciso la chiusura del CAS per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, dicendo che il CAS non era adibito a contenere gli ospiti che ci mandavano, una cosa che noi facciamo da 7 anni e che abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi, visto che il problema non si era mai sposto fin quando non hanno mandato i tunisini, ospiti di nazionalità tunisina, che giustamente questi provengono a scappare non avendo il diritto a rimanere in Italia. Quello è stato un po' l'elemento che ha fatto riaccendere i riflettori su questa struttura, la fuga dei migranti, perché probabilmente fino a quel momento non c'era questa attenzione mediatica nei confronti della struttura. Non c'era questa attenzione perché, come ho detto prima, noi il nostro lavoro lo sappiamo fare e lo facciamo bene e quindi i migranti non avevano nessun problema a scappare. Chiaramente parlando dei tunisini che, come ripeto, non hanno diritto a rimanere in Italia, è logico che per loro l'unica possibilità è la fuga. E noi ci siamo trovati come da CAS di un centro di seconda accoglienza a un centro di emergenza Covid, così dall'oggi a domani, con tutte le problematiche che esso comporta e che abbiamo affrontato in questi mesi, chiaramente a rischio anche delle nostre persone. Voi non avete ricevuto alcun licenziamento perché di fatto siete assunti fino al 31 dicembre e dovreste continuare ad operare. Siete al momento in ferie forzate perché, lo sottolineiamo, il centro è stato svuotato, quindi non c'è la necessità della vostra presenza. Certo, noi siamo in ferie perché giustamente noi lavoriamo se abbiamo ospiti, ma se dagli altri centri, dagli altri posti non mandano ospiti è chiaro che le nostre funzioni lì sono nulle. Fino al 31 dicembre abbiamo la cooperativa all'appalto intanto per la Gasparro, per l'ex Gasparro, ma noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare, perché nessuno è venuto da noi a dire guardate che c'è una soluzione. Si parla di soluzioni per fare la cittadella, per fare questo, per spostare, ma di noi non ne parla nessuno. Dico, non mi sembra corretto per 25 persone con le relative famiglie non sapere di che fine faremo. Noi abbiamo adottato la procedura del trasferimento dei migranti che sono risultati negativi ai tamponi. Per noi questa al momento è la situazione, non ci sono decisioni definitive perché non dipendono dalla prefettura. Per quanto riguarda, abbiamo fatto una manifestazione di interesse e chiaramente abbiamo avuto 2 adesioni che saranno sottoposte ai normali sopralluoghi dell'ASP, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine per verificarne l'adeguatezza. Adesso la pausa per la pubblicità, a tra poco. Nido di tartarughe scoperto al lido di Cannatello ad Agrigento grazie al WWF. Arturo Cantella. Grazie al WWF ad Agrigento nascono 69 tartarughine e guadagnano la vita in mare. Così è effettuata l'ispezione del nido di tartaruga marina scoperto lo scorso sabato nella spiaggia di Cannatello ad Agrigento. Effettuando lo scavo, gli operatori del progetto Tartarughe, l'AEF, Aerotartles, Gino Garia e Giuseppe Mazzotta hanno estratto, catalogato e contato ad una le uova disotterrate. Sono state trovate ben 117 uova di tartaruga che mamma tartaruga aveva deposto con cura
probabilmente a inizio del mese di luglio. Di queste 69 sono risultate schiuse e quindi vuote, neonate. 4 altre tartarughine purtroppo non ce l'hanno fatta, mentre 44 sono state le uova risultate non andate a buon fine. La sorpresa è stata certamente grande quando sono estratte 2 tartarughine ancora vive per essere subito liberate e date alla vita nel mare Mediterraneo agrigentino. È stata una grande festa per la comunità di Cannatello, che già lo scorso anno aveva vissuto l'esperienza del nido Caretta Caretta, che ha fatto da collante e rafforzato il senso di comunità di questo pezzo di territorio a mare. Un mare che incanta come la vita e che affida alle cure di questo villaggio, che è fresco ma forte nei saldi principi del vivere comune. Un ringraziamento da parte degli operatori del WWF va alla Guardia Costiera di Porto Empedocle, alla ripartizione faunistica di Agrigento, che hanno sempre sostenuto le azioni dei volontari del WWF con grande spirito collaborativo, in particolare alla biologa marina Jessica Lessi dell'associazione Meres, che ci ha contattati nell'immediatezza, e a quanti hanno donato il loro tempo alla custodia e cura del nido. Il volontariato è bellezza, è determinare il futuro e costruire il mondo che verrà, e il futuro per il WWF sarà migliore grazie ai volontari per natura. La sezione Italia Nostra di Agrigento ha organizzato per venerdì 11 settembre allo spazio Temenos un incontro dibattito con i candidati a sindaco, ai quali chiederemo, dice Adele Falcetta, presidente della sezione di Italia Nostra, come intendono risolvere alcune problematiche che ci stanno a cuore. Grande attesa per il 7° simposio Cefalù, città degli artisti. Dal 4 al 13 settembre 2020, seppur in modo ridimensionato per via delle varie difficoltà organizzative e logistiche a causa del Covid-19, il 7° simposio d'arte e laboratorio, ideato dal maestro scultore Roberto Giacchino, prende vita nella città bimillenaria di Cefalù. Con molta forza ed entusiasmo ci si avvia verso una coesione tra artisti provenienti da più parti della Sicilia, dell'Italia e dall'estero, e sempre con molta forza e determinazione si buttano le basi e le idee per un progetto che ha come forte collante l'interesse verso il nostro territorio, il Parco delle Madonie e del Parco dei Nebrodi, per poi coinvolgere tutto il territorio siciliano e non. Attraverso il simposio ci si pone l'obiettivo di valorizzare gli artisti che attraverso le loro forme espressive saranno in grado di cogliere e trasmettere la bellezza paesaggistica ambientata nella natura campestre e marittima. Bellezza ricca di tradizioni di ieri, di oggi, proiettati verso il futuro. L'arte deve raccontare, deve denunciare, deve proclamare bellezza. L'arte deve essere curtigliara. Io vedo solo ombre. Però il viaggio sui crateri sommitali è stata un'esperienza molto importante per me. Le sensazioni sono state molto forti, l'emozione di salire in vetta, le paure di non arrivarci e la liberazione di quando si è arrivati. Siamo partiti alle 7 del mattino, abbiamo preso la funivia e poi abbiamo preso delle jeep che ci hanno portato fino a 2900 metri. Valerio, 16 anni, il maggiore del gruppo di non vedenti che nei giorni scorsi ha raggiunto la cima del vulcano più alto d'Europa, è visibilmente emozionato nel raccontare quanto sperimentato grazie a un progetto nazionale dell'Orifor, calato nel territorio siciliano dalle articolazioni regionali dell'ente. Dai 2900 metri in poi ci aspettavano 5 lunghe ore di camminata, molto dura, molto stancante. La parte più paurosa e più pericolosa è stata gli ultimi 15 minuti, che pensavo veramente di non farcela, però fortunatamente tutto il gruppo mi ha dato forza e ci siamo dati forza a vicenda. Collegato all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, ha spiegato il presidente siciliano Gaetano Minincleri, che presiede anche l'Irifor, abbiamo appunto questo istituto nato soprattutto per perseguire la ricerca sui non vedenti. Collegato all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, abbiamo un altro ente, ed è l'Irifor. La sigla Irifor sta per Istituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione. Già lo stesso nome ci dice qual è lo scopo di questo ente. Lo scopo di questo ente è quello di creare riabilitazione tra i non vedenti, di creare la formazione
per l'avviamento al lavoro dei disabili visivi e soprattutto la ricerca. Proprio dall'Irifor è stato finanziato il progetto nazionale Gioco la mia parte, che si sta rivelando di grande importanza per colmare il deficit di esperienza e socializzazione dopo il lockdown e il distanziamento sociale causati dal coronavirus. Il lungo periodo in cui i nostri ragazzi sono rimasti chiusi in casa ha infatti creato dei problemi di adattamento. Così in Sicilia, giunto Miningleri, abbiamo partecipato al bando e ottenuto piccole somme per realizzazioni modellate sulle caratteristiche dei nostri territori. E Valerio ha confermato: l'emozione di salire in vetta è stata qualcosa di spettacolare, non me l'aspettavo davvero. Le lacrime sono volate così, senza neanche aspettarselo. E credo che la sensazione di liberazione di quando si sale è una cosa unica nel suo genere. Protagonisti con Valerio dell'impresa sono stati altri 3 ragazzi non vedenti, Carmelo e Matteo, entrambi di 15 anni, e Francesco, il più piccolo di 13. I 4 ragazzi sono stati accompagnati da 2 volontari dell'UICI di Catania, da una guida alpina autorizzata a condurre i turisti fino ai crateri sommitali dell'Etna e una guida naturalistica. A guidare il drappello Nando Sutera, responsabile del centro di consulenza tiflodidattica di Catania, che ha coordinato le attività progettuali per la Sicilia con i colleghi di Agrigento e Palermo. Oltre alla straordinaria esperienza di escursione ai crateri sommitali del Monte Etna, abbiamo realizzato con i colleghi dei centri di consulenza tiflodidattica delle altre province delle esperienze indimenticabili per i nostri bambini e per i nostri ragazzi non vedenti. A Trapani, per esempio, con le attività di canoa, così come a Palermo con le attività di vela, e ad Enna con una straordinaria esperienza all'interno di una fattoria didattica. A Castellammare del Golfo appuntamento con la musica. Con questo servizio concludiamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Per via del virus molti enti non hanno potuto organizzare e mettere in atto il proprio festival, cosa che invece ora negli ultimi mesi in pochissimo tempo. Ad esempio noi che stiamo organizzando la Turandot. Sarò anche uno dei cantanti del cast, interpreterò il ruolo di Pang, che è uno dei mandarini di Turandot. Sono convinto che comunque sia ogni turista che verrà qui a Castellammare del Golfo quest'anno a settembre sarà contento e porterà nel cuore quella che sarà una bellissima Turandot, perché abbiamo un cast eccezionale. Un tenore che è comunque noto nel territorio italiano e anche internazionale, che è Alberto Profeta. Ha dei parenti qui a Castellammare. Avremo un cast stellare, un coro bellissimo. Dopo il grande successo che abbiamo avuto a Terrasini, replicheremo appunto presso l'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo il 5 e 6 settembre con la bellissima e bravissima interprete che è Natasa Katai. È una piazza nuova, sarà la prima edizione del Castellammare Opera Festival, che è all'interno del Sicilia Classica Festival. Per Terrasini è stato un po' diverso perché già siamo alla 3ª edizione, dopo Cavalleria Rusticana e La Traviata, quest'anno abbiamo portato la Turandot. Rispettando tutte le normative anti-Covid, di distanziamento e quant'altro. Ringrazio sempre tutti gli artisti per tutto il lavoro svolto in questi mesi, duro per tutti, soprattutto per i lavoratori dello spettacolo. Saranno presenti l'Orchestra Filarmonica della Sicilia, il Coro Lirico Mediterraneo, tutti gli artisti, i solisti, non li cito uno ad uno perché sono veramente tanti. 1 ora e 50 minuti.
venire a vedere quest'opera innanzitutto perché come produzione, grazie al nostro regista Salvo Dolce, è una regia un po' particolare, una regia più sul contemporaneo, quindi un po' diversa dalle solite che vediamo in giro. Ringrazio l'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo per avermi dato la possibilità, e ai castellammaresi, tutto il territorio di Alcamo e di Castellammare e ovviamente tutto il comprensorio delle zone limitrofe.